oggi ho un incontro non su questo tema ma su altri con i colleghi della Regione Veneto e quindi anche questo tema sarà affrontato, ma con lo spirito costruttivo di affrontare pragmaticamente ciò che ci viene rappresentato. Sui tavoli delle prefetture del Veneto torna prepotentemente ad affacciarsi la gestione dei flussi migratori. Arrivato in Laguna da pochi giorni, Michele Di Bari, che in quanto prefetto di Venezia coordina tutte le prefetture della regione, deve confrontarsi con quella che si profila come una nuova emergenza. Quest'anno sono già 20.000 i migranti sbarcati finora in Italia, il triplo rispetto allo stesso periodo del 2022. Anzi, tra il 9 e l'11 marzo è sbarcato quasi lo stesso numero di persone dei primi 2 mesi dell'anno scorso. Noi abbiamo una presenza in Regione Veneto significativa, però i bandi che sono stati pubblicati in tutta la regione e le risposte che abbiamo avuto al momento ci danno contezza e certezza che la situazione è può essere adeguatamente affrontata. Certamente abbiamo necessità di monitorare giorno dopo giorno questa situazione ed è ciò che stiamo facendo. Secondo il Viminale, i migranti sono soprattutto di nazionalità ivoriana, guineana e bengalese. Per Antonio Tajani e Guido Crosetto, rispettivamente ministro degli esteri e della difesa, il fatto che molti provengano da aree dell'Africa controllate dalla brigata Wagner, la compagnia militare di mercenari legata a doppio filo alla Russia, potrebbe far pensare ad una strategia di pressione contro le scelte geopolitiche del nostro paese. In Veneto si riaffaccia l'ipotesi di grossi hub come la caserma Serena di Treviso. È un tema non ancora affrontato, è un tema che è previsto, però è un tema che al momento dobbiamo fare tutte le verifiche possibili e poi semmai ne riparleremo.